Abbiamo escluso dall'applicazione della legge gli ambiti soggetti a piano attuativi, comunque denominati dagli esempi PRG o API, i piani integranti dell'evento, o previsti da eventuali future varianti. I nuclei di antico interesse storico, artistico, ambientale, zona A, perimetrazione corrispondente con il perimetro dei piani particolareggiati dei villaggi di Crespi d'Alta e dei nuclei di antica formazione capriate di San Gervasio. Le zone a verde privato vincolato, individuate dal CRG, e poi tutte le aree comprese dalla perimetrazione del Parco Alta. Poi, per quanto riguarda invece l'opportunità di ridurre o meno il costo di contributi di costruzione, si è stabilito anche lì, quasi con un accordo nel proposto 5. Esatto, allora avevamo proposto 5, voi l'avete accettato, ce l'abbiamo discusso un attimino perché... No, perché... forse scusa, mi fa specie quando continui a ripetere il fatto che non sapevamo neanche cosa stavamo parlando, che non avevamo addirittura la legge in mano, ci sono barzellette per portare. Vuol dire che sui piani sportivi, i piani integrati di intervento. Allora tu hai proposto. Ma il fatto era che noi, ripeto, abbiamo perso tempo a discutere di quel cavo dei piani 18. Dovevamo discutere di questa all'inizio della commissione di guarda che qui fino al 15 ottobre, facciamolo un'altra, guardiamola bene. Ti dirò di più che letto la proposta di delibera, accettate in buona parte quasi tutto di quel, anzi, forse tutto di quello che ci siamo messi d'accordo. Fermati, siccome non c'è stato il tempo, e ribadisco, se ci fosse stato più tempo avremmo fatto meglio. Ripeto, qui nella sua delibera non si parla degli edifici condonati. Ma perché siamo per legge? Non è vero perché siamo quelli condonati, allora noi siamo tenuti a esprimere quello che togliamo e non applichiamo alla legge. Per cui le aree che intendiamo escludere, non è che la legge parla di entrare nel merito di discutere di tutto, di più, però siccome il giro della regione Lombardia c'è scritto e te lo ridico, allora dalla lettura della norma pare chiaro che in linea generale gli interventi di diritti previsti dalla normativa di favore a quella legge non potranno applicarsi agli edifici che risultano essere stati in toto oggetti di condono, perché realizzati nel senso. Diversamente, qualora oggetti di condono fossero stati interventi su edificio preesistente e tu dimmi se non vai a condonare qualcosa su dei preesistenti, qui stiamo parlando quindi di uno la legge parla di qualcosa che non ci era stato fatto, mentre invece la grossa parte dei condoni e degli abusi viene fatto su qualcosa che c'è già e a qualcosa che è stato attaccato. Questo, ma no. Allora noi nella nostra delibera questa cosa dobbiamo metterla. Ma sono esclusi già per legge? No. Qui dobbiamo, cioè la cosa non ci capiamo. No, se tu Cioè se la legge dice già che vengono esclusi, tu come legge, non è che noi andiamo a rapportare ancora o dire ancora che sono esclusi oppure vogliamo includerli. Accettiamo quello che dice la legge, cioè l'esclusione degli edifici condonati. Punto. Basta, non c'è nient'altro. Se tu apri il sito della Regione Lombardia e vai alla pagina di questo decreto qui, dove io ho fatto questo qui, le ho riguardate tutte stamattina, ho detto magari questi 10 giorni che fanno questa cosa, non è cambiare tutto. Io leggo queste cose qui, cioè se qui se tu hai un edificio che è stato costruito completamente in abuso, su quello non lo fai. Ma qui da noi nessuno ha costruito completamente in abuso, gli abusi sono stati fatti ci hanno fatto il garagino, hanno alzato il piano, hanno lasciato di qua, hanno lasciato di là. In questo caso qui la legge non si spiega bene, tant'è che sul sito della Regione Lombardia, è qui, tant'è che sul sito della Regione Lombardia questo specifica. Ma noi dobbiamo esprimere su ciò che dice la legge, no? Su posizioni, su specifiche, la mia proposta è di metterla nella delibera questa cosa qui, che noi non accettiamo né gli edifici condonati esistenti né preesistenti. Per questo ti dico c'è ancora qualcosa da fare, per questo che ti dico che ad esempio adesso vado a riprenderla, sulle aree agricole c'è ancora qualcosa che non mi quadra, per esempio, e dentro qui non c'è.
cioè uno si alza dal predellino, inventa la legge, la trasmette alle regioni, le regioni le trasmettono ai comuni, e la delibera il 13 luglio, al 13 settembre l'assessore regionale ti manda una lettera dicendo prestate attenzione perché c'è qualcosa lì che non è proprio chiarissimo, no? Perché questi sono fatti, questi sono i fatti, ok? Allora, e poi noi non ci prendiamo la briga di guardarla 2 volte, capito? Guarda che questa delibera qui, io non ci sentirei nemmeno di buttare in fuoco, perché tutto sommato è stato il lavoro di quello che ha potuto fare la Commissione, ma che non è un lavoro finito, che ti dà spazio a interpretazioni non chiare. Abbiamo ragionato sulla legge che eravamo sulla legge. Poi le interpretazioni ne salteranno fuori chissà quante. Ma su qualsiasi legge può saltare fuori varie interpretazioni indipendentemente che sia una legge di questo tipo o meno. Che poi tu politicamente non sia d'accordo sulla legge, possiamo essere, lo puoi anche discutere fino a domani. Però, prego di non dirmi che dobbiamo discutere, dobbiamo deliberare su possiamo andare avanti. Non è che non possiamo andare avanti, questa cosa qui. Allora, se noi vogliamo mandare un messaggio a chi pensa di governarci, perché sennò perché il padroni per no, fare la sera, ok? Perché continuano a dire padroni per no, e poi non fa niente. Questi qui ci dicono di deliberare per il 15 ottobre. Addirittura, se tornando alla legge, c'è una roba incredibile, no? Ecco, scusa. Allora, guarda questo qui, qui cosa ne pensiamo? No, perché secondo me bisogna anche dare una risposta chiara, perché è inutile continuare a rompere le scatole, con questi provvedimenti che fanno perdere tempo a tutti e non servono a niente. Tra parentesi. Allora, a parte che non si può avere il punto di costruzione, è chiaro che provocatoriamente avrebbe potuto ridurre dallo 0,1. È chiaro che abbiamo detto, non parlavo così, non sembrava una presa per il culo. Però tu dimmi una cosa, a te non sembra una presa per il culo se tu presenti domanda alla regione, il parere è formulato entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo. Cioè, praticamente se questi qui non mi rispondono, a me fermo, se il cittadino non risponde, se la regione non risponde, cosa fa il cittadino? Non può fare il piano. Perché? Perché ho sbagliato a fare un progetto? No, perché si prendono la briga di non rispondere. Stai parlando adesso? Certo. Di cosa? Il parere rispetto a che cosa? Articolo 3,4. Cosa dice? In caso di demolizione in centro storico di un edificio sottoposto a vincolo deve essere approvato dalla regione, non essere dato tutti i lo so, però uno che lo fa ma quello cosa ti dicendo? Ma l'abbiamo spiegato. Ma cosa stai dicendo che tu l'abbiamo spiegato? Ma abbiamo discusso noi in commissione dell'Olimpia, scusa, sei arrivato? È già parlato senza sapere quello che stai dicendo, punto. Mi sta dicendo che abbiamo discusso, mi sta dicendo che vota favorevole perché tutte le cose l'abbiamo discusso in commissione dell'Olimpia e abbiamo parlato che cosa? In barzellette. Sentiamo tutti la discussione perché sono stati che non sapevi niente. Eravamo a giocare a cazzo, abbiamo preso tu ore, cerchiamo di non lo so, ha sbagliato commissione urbanistica, da probabilmente qualche parte. Cerchiamo di... Non penso proprio che sono fatto anche le cose del genere. Lui l'aveva studiato.